A raccontare il nostro territorio, noi viviamo nel nostro territorio, però le nostre radici sono molto radicate in noi, ma si sente anche dai nostri canti, si sente bene da dove veniamo. Veniamo da quei nonni che hanno zappato la terra, che hanno sofferto per poche lire, per poca polenta. Ecco, questo noi intendiamo portarlo sempre, speriamo di portarlo sempre con noi. E a questo proposito è un invito che facciamo che dei giovani, che so che ce ne sono tanti, non solo a Taglio di Po, ma anche nei paesi limitrofi, a cui piace cantare, perché sento nei karaoke, piace cantare ai giovani. Avvicinatevi al coro Voci dell'Eta, una bella famiglia sana che porta avanti queste tradizioni, e quindi avvicinatevi, ecco, chissà che possiamo continuare questa nostra attività per portare avanti quelle tradizioni, quella memoria della nostra terra, della nostra gente. Sky.